Siamo negli studi di Radio Venezia, accanto a me c'è Marco Bampa, vice capo servizio del Gazzettino, per lo Zoom del Gazzettino. Allora, la notizia della settimana, non possiamo non parlare di Salviato, che è stato rapito, non sappiamo ancora da chi, probabilmente per un riscatto in Libia, ma soprattutto la sua storia è piaciuta, è stata molto seguita, è piaciuta e dispiaciuta, ma insomma è stata molto seguita perché è un uomo che ha perso il lavoro qui a Mestre ed è andato in Libia in un posto a rischio perché non si è arreso, quindi ha suscitato molta solidarietà. Sì, al di là del dramma appunto del rapimento, ricordiamo che ormai è passata quasi una settimana, sono 6 giorni oggi dal momento in cui è sparito senza appunto lasciare tracce e senza che purtroppo ci sia stato un segnale alla famiglia che ancora attende di avere notizie del suo congiunto, del proprio congiunto. Ha colpito molto la sua storia proprio personale. Ricordiamo che aveva avuto per diversi anni a Mestre un negozio, una piccola impresa in centro a Mestre, in via San Donà, impresa che ha dovuto chiudere a causa dei cantieri del tram che sono prolungati per molto tempo, mettendo in crisi appunto la sua attività lavorativa, la sua come quella purtroppo di molti altri commercianti di Mestre, al punto tale che Salviato si era messo alla presidenza di un comitato di commercianti che andavano a chiedere al comune che in qualche modo accelerassero i tempi, dessero un aiuto, venissero incontro alle esigenze di persone che avevano visto col passare dei mesi drammaticamente ridursi il proprio lavoro e quindi il proprio guadagno, e quindi mettere anche a rischio, a repentaglio, la propria solidità familiare. E quindi era un personaggio così noto, conosciuto qui a Mestre proprio per questa sua opera, per quello che si era speso per questa causa. Un uomo di grande coraggio, anche perché è insulina dipendente, perché è diabetico, quindi anche questo, cioè rischiare di andare in un paese così difficile com'è in questo momento la Libia, no? Sapendo benissimo che ha anche problemi di salute, quindi ancora questa storia ha colpito ancora di più. Sì, tra l'altro la preoccupazione maggiore da parte della moglie, delle sorelle e anche dei genitori che abitano a Martellago è proprio legata alle sue condizioni di salute. Ricordiamo che il kit con l'insulina che lui abitualmente portava con sé per assumere le dosi qualora ne avesse la necessità, che non era giornaliera ma insomma era piuttosto ricorrente nell'arco della settimana, è stato ritrovato nella sua auto, l'auto che è stata trovata abbandonata a metà percorso tra la sua abitazione e il suo luogo di lavoro, e quindi c'era forte preoccupazione per il fatto che non possa effettivamente averla assunta in questi giorni, anche se la famiglia proprio ieri confidava che in realtà credono che sia in qualche modo arrivato questo farmaco ai rapitori. C'è stato anche un forte battage lì a Tobruk con un volantinaggio messo in opera dalla ditta friulana per cui lavora Salviato, che appunto chiedeva clemenza appunto da questo punto di vista e la possibilità di fargli arrivare queste medicine che sono un salvavita per lui, insomma. Certo. Va bene, speriamo che la prossima settimana sia foriera di notizie positive. Grazie Marco Bampa, grazie a tutti voi per averci seguito per questa rubrica con la quale ci risentiremo e ci rivedremo venerdì prossimo.